Alessia, il mio centro smistamento pacchi. My cat, grande cat! You! Assicuriamoci di non aver fatto cacchiate con la taglia. Aia. Che è il 42, io dovevo avere un 41. Un po' tipo duretti in punta, ma credo basti solo farsi l'abitudine. Forse era meglio montargli il freno. Ciao bellezze, aspetta che facciamo un piccolo esperimento camperistico scientifico. Allora, praticamente io ho la batteria motore che è a 12,6, a volte va anche a 12,2 perché Poretta sta morendo, no? E allora ho detto, andiamo a vedere se riattivando il parallelatore serve a qualcosa, visto che oggi insomma c'è parecchia abbondanza di luce, ok? Sto caricando anche troppo e quindi ci ho dato dentro il Bluetooth con l'aspirapolvere e tutte quelle cose là. Per la serie da capire se resto giù di batteria motore vale la pena accendere il parallelatore? Punto della domanda, la risposta fra qualche ora. E arriva il tuo momento della verità e non saranno gli altri a viverlo per te. No, l'acqua, dovevamo guardare il discorso della batteria. Allora B1, tensione batteria 12,8. Ok, sì, quindi ha caricato, il parallelatore funziona, però attenzione, funziona o se scarichi tanto la batteria motore perché c'hai vari dispositivi che tieni attaccato, o serve quando hai la batteria motore tipo la mia che sta praticamente andando, no? E allora per non farla scendere troppo quando stai stanziale troppi giorni, con il parallelatore la tieni alta in modo che il motore poi quando deve partire parte, non rimani a piedi, ok? Però in ogni caso adesso, siccome è in arrivo anche pioggia, io adesso volevo andare un attimo in montagna a lavorare eccetera eccetera, stacchiamo il parallelatore. È buio, vado a tatto. Tac, eccolo là. Boh, si è spento anche il LED, perfetto. Il cuore è un sigaro e va, catene non ho. Ragazzi, giornata stupenda, zero camper, zero macchine, zero tutti, e io adesso mi fracco nel mio posto preferito dove Andrea aveva visto che c'era anche l'acqua. Io c'ero stato con Scarosso ma non mi ricordo. Quando c'è scritto area picnic, bus della Lu. C'è anche il campo da golf, vedi? Bastava che sapessi giocare a golf, avevo il campo da golf. Mai paura, tega dura. Quindi ragazzi, dove abitiamo oggi? Dove abitiamo? Punto di domanda? Cioè, vogliamo vedere? Ok. Tac, piano, senza spam. Tac. Buongiorno Italia.
È un po' buongiorno al caso, però mi tocca dirlo perché oggi è venerdì, io ero qui per lavorare e poi anche per farmi dei lunghissimi giri in bici, eventualmente in roller. Siamo nel Pian del Cansiglio, nella foresta del Cansiglio, ci sono tantissime cose da vedere e da raccontare, non so se le vedremo o le racconteremo, so senz'altro che andrò a farmi un mega giro in bici e l'unica cosa, non prende l'internet, c'è un edge qui dove sono, poi vedrò spostandomi negli altri parcheggi com'è la situazione. Quindi giretto di ricognizione, qui abbiamo fatto il carico, questo parcheggio è stupendo, c'è anche le panchine a picnic, però appunto non prende l'internet, quindi adesso in bici andrò a farmi una girata a vedere com'è la copertura nelle altre zone. Ciao, sono il Singano, quello del Birol. Volevo dire che ha piovuto e quindi è tutto abbastanza, si dice a noi, spazzarot, ok? Quindi fango non percorribile. Ciao, sono sempre Singano, sempre quello dei Birol, non quello che racconta la voce narrante sopra o sotto. E niente, non si può proseguire, torno indietro. Anche perché, scusa, Singano, quello il primo che ha iniziato sto video, non si era detto di andare a esplorare altri parcheggi per vedere il campo, che bisogna lavorare? Ciao, sono di nuovo Singano, quello dei Birol, che ha preso una mega botta nello stinco, perché qua è tutto discesa, rami, silenzio e funghi. Ciao, sono... Sì, lo sappiamo, sei Singano, quello dei Birol, che palle! No, niente, volevo dire che magari può sembrare che sto facendo una roba sfigata, in realtà io ho le gomme da strada, ok? Non ho le tapponate, non ho le gomme a mountain bike, quindi discesa sul paltano, mamma mia che dolore lo stinco, e con le ruote lisce, con la city bike. Beh, sì, c'è da dire che posti ce n'erano veramente tantissimi, però appunto non erano cose da mountain bike. Comunque il bello si vedrà nella prossima puntata, non in questa, no, giusto così per spoilerare e rovinare un po' le cose. Oddio, ancora Singano dei Birol, cos'è stavolta? Lo sai? Non mi ricordo più. Interrompo un attimo, certo che anche mettersi qua non sarebbe male, guarda che bel posticino, con la vista Wacche, no? No, campo pieno, però per quanto riguarda internet c'è Edge, il che significa che io come lavoro non concludo nulla. Ragazzo, scusa se interrompo di continuo, sono Singano, quello dei Birol, però con la Sony, e
siccome c'è molta gente che chiede dov'è sta dannata area sosta camper, perché dicono che è segnalata ma probabilmente non tutti riescono a trovarla, no? E quindi come missione di oggi, tra le varie missioni di oggi, ci sarà farti vedere dov'è sta area camper. Oh, curati il Cartago, perché questo qui veramente è sugli 8 metri, ma non sto scherzando. E dietro c'è Bussola, di ciao Bussola. Ah, eccola qua, chissà cosa si sentirà, perché il road, come tu ben sai, con il vento va a remengo. Allora, vedi questo ristorante con questo enorme spiazzo dove di solito i camper si parcheggiano qui, ok? Ha anche un cartello area sosta camper Piancansiglio, quindi per cui entri dentro, c'hai la stradina stretta e lì ci arrivi, ma adesso andiamo a identificarla. Allora, l'area camper non è niente di che, della serie non è che hai chissà che panorami, è più bello stare nella parte gratuita oppure dove si è messo il Singano. È a pagamento, mi raccomando, che dopo mi venite a dire ma è a pagamento, sì è a pagamento, questo è a pagamento. E non so se il carico e scarico si può entrare a farlo gratis. Musichetta royalty free. Marietta monta in gondola che te porto al lido del tino che non me fido, ti si massa un impostor. Sto leggendo sull'internet, questa roba qua era un vecchio hangar in via di ristrutturazione, mentre quella cosa che gli hanno costruito a fianco, no, è un centro congressi, c'è scritto. Stop un attimo, sono il Singano, quel dei Birol. È tipo l'una, la gente sta tutta mangiando, quindi è il caso, insomma, è vero che dobbiamo dimagrire, però è il caso, insomma, anche di mangiare un pochino. Torniamo alla base. Ma sì, pranzo dentro perché fuori fa freschetto. Ma se Alessia non c'è, no? Perché sta lavorando, cioè, non è il caso forse di mangiare dei fagioli, aglio, olio e peperoncino? Che forte, cioè, a parte che sto mangiando come un suino fagioli all'aglio, olio e peperoncino, ma è il nonno, no? Che si è messo qua da 2 ore, che lui è qua in macchina che si guarda all'entrata del bosco. Pensa che qua c'ero venuto tanti anni fa con la Smart, 2 pitbull e un cinghiale nel baule e abbiamo fatto la passeggiata lungo i boschi, che bello, coi Pete e il cinghiale libero che ti seguivano al passo. Questo è bello, ti fa sentire realmente qualcosa e qualcuno quando vai al di fuori della, come si può dire, del giudizio che ti danno le persone, no? Ok, quindi la mente delle persone, ma quando il giudizio, no, è veramente la realtà delle cose, no? Quando il giudizio te lo danno gli animali, quando il giudizio te lo danno i fatti, no? E quindi era molto strano per me trovarsi in questo strano branco composto da 2 pitbull, una maiala e un cinghiale e andare in giro per le montagne. Eccolo. Vai Figari!